Tornati in studio, ma Virna, sarà che ci sei tu, sarà che ci sono tante belle atlete e anche qualche atleta maschio, no, scusate, però insomma è uno studio che emana luce, mi fa oggi, piacere ma avere questa... tu dovresti venire a vedere qualche gara di ginnastica. Sì, mi manca la ginnastica, in effetti, siccome i weekend miei sono sempre molto liberi. È un bellissimo sport e quindi evidentemente questa presenza si nota. Un maschio inquadrato. Beh, ce n'è, vedete. Allora, Andrea Facci, questa società di Padova, 2 o 3 campionati italiani, prove di campionato italiano in questi ultimi anni, palazzetti stracolmi, 2 o 3 turni di gare. Cosa state combinando? Ci siamo dati un po' da fare, abbiamo organizzato 3 tappe, diciamo così, in 3 anni differenti del campionato italiano di Serie A maschile e femminile ed è andata molto bene, quindi oltre al palazzetto pieno insomma, abbiamo cercato di innestare qualche novità in modo che... Il palazzetto pieno vuol dire 3-4 mila persone? Vuol dire 6.000 il primo anno, 6.000 il secondo e quasi 6.000 nella giornata, quindi 2 turni. Insomma, esatto. abbiamo... Pur salendo il prezzo del biglietto, quindi bene. Insomma bene, perché esatto. insomma, vuol dire che... Intanto vediamo invece sono... questa nuova realtà, da un anno, poco più, un paio di anni forse, che gestite questo spazio al Pala Indoor, è uno spazio di allenamento. Ma siamo freschi di convenzione in realtà, nel senso che la struttura è stata inaugurata il 21 di dicembre e siamo all'interno da ormai 3 anni e lì si allenano le 2 squadre di Serie A sia femminile che maschile e tutti quanti quelli che ovviamente... Ricordiamo che il Pala Indoor è una struttura comunale, certo, che ospita anche la pista di atletica leggera. È una struttura un po' unica in Italia, nel senso che c'è una pista atletica indoor completa da competizione e a fianco c'è anche lo spazio che gestite sempre voi come società. Sì, esatto. Quindi dalla ginnastica anche all'atletica e ad altre discipline che poi... Posso salutare un altro grande amico, Francesco bisogna. Schiavo, direttore sportivo. Ciao Francesco. Allora, buona parte dei meriti, sei coadiuvato da altri colleghi tuoi, tecnici e allenatori, però buona parte dei successi sportivi dipendono da te e dal tuo lavoro. Insomma, come... Diciamo da tutto lo staff. Certo, non mancherebbe, ma io dico a te. È una società molto grossa ormai, settore maschile e femminile, entrambe le sezioni in Serie A, la femminile in A2. Il maschile in A1, alcuni rappresentanti sono qui con me e una Serie B con una società gemella che punta alla promozione in A2 per fare una A2 di settore giovanile maschile. In questo Ce li caso. presenti i tuoi atleti qui con noi quest'oggi? Beh, abbiamo qui, partendo alla mia... Basta fare un cenno perché così la regia vi inquadra genericamente. Samuele, dietro Alberto Pieri, Samuele Poddi, Nicola Ceccarello, ginnasta della Serie A, alla mia sinistra Mattia Tamiazzo, anche lui in Serie A, anche in Team Italia, Nicola Ceccarello l'ho già nominato, Nicola Costantin, sempre qui dietro uno degli atleti giovani, e invece alle spalle abbiamo Lisa Nascimbene e Virginia Zanini, entrambe atlete che militano nel campionato di Serie A. Un applauso ai nostri atleti. Grazie. Manca qualche altro atleta? Sì, che vogliamo ricordare perché abbiamo, a parte Mattia che insomma abbiamo già anche visto nelle immagini. Abbiamo Andrea Gaddi, in Serie A1 abbiamo anche un atleta straniero che sta arrivando adesso dalla Spagna proprio perché abbiamo il campionato di Serie A ad Esio questo sabato, Cristian Bazan si chiama, è un ginnasta straniero, abbiamo Andrea Gaddi che si aggrega a noi dal giovedì alla domenica quando aveva i campionati, ma si allena tra Modena e Milano, e Stefano Giraldo, abbiamo anche Riccardo Ziglio tra gli atleti attualmente. Fatto pace Riccardo ancora? Non ancora. Non si sa ancora. Vabbè. Non si sa. Allora, bene. Sembra che tu non sappia niente, invece sai un sacco di cose di ginnastica. Siamo vicini di casa, visto dove lavoro io, quindi qualche volta... Bene, bene. Diciamo pure che il nome Pala Indoor gliel'ho dato io 4 anni fa, 5 anni fa. È il primo manifesto che qualcuno ha appeso, se lo ricorda ancora, ma poi mi dicono che si chiamano tutti Pala Indoor, quindi non ho inventato niente. Cercheremo un altro nome. No, perché va bene, fa piacere. Esatto. Questo è quello di Padova. Il primo manifesto è ancora dentro la sede della FIDAL, entrando a sinistra è quello che ho fatto io, quindi insomma un po' di storia ce l'abbiamo vicina al mondo dello sport. Programmi della Corpo Libero? I programmi sono che gestire una struttura da 7.000 metri quadri non è così scontato, quindi richiede un impegno full time da parte nostra e le premesse sono molto positive, per cui
andiamo avanti sul lato gestione. Sul lato sportivo, più di avere 2 Serie A e metterne in cantiere una terza, sinceramente poi sarei io a dire basta, nel senso che poi cioè, bisogna fare tante cose, farle possibilmente tutte bene, poi se ne fanno troppe si rischia di... Comunque se posso dire, visto che vi conosco bene nel lavoro, siete una bella squadra, siete un bel team, siete persone che tengono duro sempre e sempre col sorriso, sempre con la determinazione. Quindi io personalmente vi faccio un applauso perché siete bravi. Allora, Francesca Allegri invece, che è la presidente della SD Gymnasium di Treviso, quindi ginnastica artistica femminile. Voi invece nella femminile. Nella femminile, quindi avete solo la sezione femminile. Cresciamo solo la femminile. Voi invece cosa fate? Quali sono i vostri Beh, programmi? allora, è una società di Treviso, l'unica in realtà che punta così un po' all'alto livello, in particolare col nuovo staff tecnico che ha 6 anni di vita, la società ha 25 anni circa, ma insomma ha un po' migrato qua e là. Ecco, Treviso non è Padova, quindi diciamo che c'è molta attenzione per il rugby, per il calcio, per altri sport, ma la ginnastica fatica un po' a farsi sentire, per cui noi cerchiamo di darci voce con forza, quindi abbiamo un gruppo che è cresciuto in questi 6 anni e che ne ho promosso in Serie A2 quest'anno, e rischiamo seriamente di salire in Serie A1 perché siamo prima in classifica. Ma noi ti facciamo un applauso che vi aiuterà, un bocca al lupo. Ci proviamo. Perché... Abbiamo una... Scaramantica. Sì, ma insomma rischiamo, diciamo così. Abbiamo Prima però il presidente Danieli non era tanto, era abbastanza sicuro di questa, promozione. Ecco, diciamo che le prime 2 gare le hanno vinte loro, quindi insomma i presupposti ci sono, poi insomma è meglio sempre essere prudenti. Abbiamo un po' di fortuna ci vuole sempre. Una ginnasta che ha già vestito la maglia azzurra 3 o 4 volte, una piccolina che ha 14 anni, perché purtroppo nella femminile tocca cominciare molto presto, un'altra che la segue a ruota e che è neo junior, quindi ha 13 anni. E poi stiamo cercando di diventare esperti anche nell'organizzazione di eventi, per cui noi abbiamo da 7 anni ideato e costruito l'unico evento, diciamo, internazionale di ginnastica artistica femminile, che è a Jesolo e che si è svolto proprio la settimana scorsa al Palarrex, che è il trofeo. Com'è andata? Presenze, affluenze, pubblico? È andata molto bene. Molto bene come presenza. Ne avevi parlato di questo. Infatti abbiamo fissato il 2 aprile proprio perché volevamo essere a cavallo tra questa di Jesolo e questi campionati italiani che ci sono la prossima settimana, quindi questo è vero, Andrea, che quando poi abbiamo impegnati bene o male tutti. Quindi... sì. Posso salutare Dario Martello che non lo vedo, facciamo un applauso a Dario perché è un altro caro amico. E anche Emiliano Granzotto, il nostro segretario regionale. E anche Emiliano Granzotto che doveva essere con noi ma non per impegno. Dario è un collaboratore preziosissimo anche per noi, anche per il trofeo, perché comunque gestisce tutta la segreteria di gara sostanzialmente. C'è anche un altro piccolo evento che è il campionato italiano delle Serie C di artistica femminile, che sarà in dicembre, sempre Jesolo, sempre Pala-Arex, 100 squadre giovanili d'Italia che arrivano in Veneto e che comunque così ci danno ancora da lavorare. Insomma. Bene, benissimo. Allora grazie, un altro applauso agli amici di Treviso e passiamo a Padova. Parlavamo prima di un po' di nomi di questi maestri, questi fondatori, 106 anni. 106 anni. E la ginnastica è comunque una delle discipline sportive e federazioni più antiche, perché io ricordo quando parlavamo di scherma della Comini, che era ginnastica e scherma, e si parla già di 120-130 anni fa. Cioè, quindi la ginnastica ovviamente, che effetto fa portare sulle spalle 100 anni e più di storia? Io dico sempre, sono il maestro Rossanese, ma portati bene. Facciamo un applauso al maestro Rossanese, vivace, che è sempre stato uno dei miti padovani e non solo, vero? Non solo, il fondatore c'è stato, ci sono stati 2 presidenti che mi hanno preceduto, Mario Michelon, che è praticamente, non dico il fondatore, però quello che ha dato il via alla società,
e poi dopo Arrigo Rossanese, che ha dedicato una Tutta la vita, vita. si può dire, alla ginnastica, non solo all'hardor. Anche voi siete impegnati tanto, in tanti anni, siete adesso proprietari di una Certo. struttura privata, diciamo, che vi Certo. siete costruiti con tanta fatica. Credo forse che noi siamo una entità, non so se siamo gli unici, ma giù di Quasi. là o quasi, ad aver costruito con le nostre forze una palestra, prima una e dopo ci siamo trasferiti per questioni logistiche e di spazi anche. Vicino al Parco delle Sì. Farfalle. A Esatto, proposito di vicino al farfalle, finché chiacchieriamo, se la regia mi manda qualche immagine, abbiamo un video di piccolo 15 video delle minuti farfalle. in No, totale, qualche ma mandiamo minuto. solo qualche immagine, dove sei intervistato anche tu, ma facciamo vedere la parte, Che eccola. bello. Eccole qua. Ecco, Eccole qui. questa divulgazione della disciplina della ginnastica, quanto è importante poi avere degli show come quelli che avete quello che avete organizzato qui a Palafabris qualche Ma tempo fa? certamente quella serata ci ha entusiasmato un po' tutti, io per primo, è stata una grande soddisfazione. Con questo voglio ringraziare pubblicamente anche tutte le persone che si sono date da fare per far sì che la manifestazione riesca, nonostante un grosso imprevisto all'ultimo momento. Non so se lo sapete, abbiamo dovuto traslocare in pratica dal Palalì al Palafabris, e quindi è stato un grosso Vabbè, ma per inghippo motivi di spazio, che probabilmente. comunque è andato tutto bene e ci ha portato una grossa visibilità. È stata una grossa soddisfazione. Allora, visto che vogliamo evitare gaffe, come si le dice. gaffe. Allora abbiamo le nostre Sandra atlete che si Veronesi. presentano o le presenta questa nostra... Sì, sono Sandra Veronese, la responsabile della sezione ritmica dell'Ardor. Parto dalla mia sinistra con Chiara Rosso, riserva della categoria lieve della squadra di Facciamo un Serie applauso A2. alla fine. Diana Calzavara, Giulia Dorigo, qui davanti Ricordiamo se hanno fatto Valentina anche qualche Moro, bel risultato. Che ne Valentina parlavamo. Moro, Valentina, Giulia e Diandra, titolari della squadra di Serie A2, Emilia Zabeo e Beatrice Tornatore, che tengo per ultime perché oltre che essere titolari della squadra sono anche in nazionale. Fate Emilia così nella con la nazionale manina, A così e li vediamo Beatrice e nella allora facciamo nazionale B. l'applauso anche a loro. Andiamo avanti. Basta, loro sono... Poi ci sono Elena e Nicole della sezione invece artistica femminile che hanno gareggiato, anzi gareggiano ancora nella squadra di Serie A2. E dietro chi abbiamo della queste femminile. belle signore? Presentatevi. Mara Bertin, l'istruttrice di Elena Bene, e le Nicole. due signore sono ospiti? Sono genitori. Quelle che fanno avanti e indietro tutti i giorni a portare. Facciamo un applauso ai genitori, ai nonni, e alle nonne che portano questi ragazzi avanti e indietro. Bene, grazie. Vediamo alla perché nostra poi destra. abbiamo tante cose di cui parlare, ma adesso dillo. No, Ci siamo? non so se continuiamo con la presentazione Facciamo- delle squadre finiamo o con, invece finiamo gli col amici di San presidente Bugè. della Sambu, della Gabriele società Pastrello, San Bugè. un applauso a Gabriele, Gabriele alla squadra. In questo gruppo abbiamo anche due consiglieri che poi Stefano ci aiuta anche a individuare. Sì, dopo spiego. Parliamo Allora. di aerobica, giusto? Sì, parliamo di aerobica, la nostra società è una matricola all'interno di tutta questa storia, ha comunque 20 anni, è partita con una serie di discipline, di altre discipline, e poi 10 anni fa si è avvicinata alla ginnastica artistica, 5 anni fa è partita poi con tutto il settore della ritmica, e da 2 anni, un anno e mezzo, siamo partiti con il gruppo dell'aerobica, che è quello che ci sta dando delle grandi soddisfazioni a livello anche nazionale. Io ho visto dal vostro sito, adesso oggi abbiamo tanti video, non so se riusciamo a vedere anche i siti vostri. Avete tante attività proprio, cioè fate un'attività di base, avete scuole, avete, insomma, mi sembra un sacco di gente che si diverte, che gioca. Ho questa impressione, anche se ovviamente ne abbiamo parlato con Valentina, che insomma, è una disciplina molto impegnativa come le altre. Com'è questa cosa? Diciamo che la nostra storia nasce proprio dal portare, educare e far divertire tutte le piccole atlete, perché anche noi arrivano in palestra che hanno all'incirca 5 anni,
alla fine dell'asilo. E Tutte poi della zona della provincia di Treviso, tra Treviso e Venezia e Mestre praticamente. Sì, Quindi si parte un po' con un'attività ludica. Sul terraglio. diciamo. Si parte con l'attività ludica, poi si avvicinano in funzione anche delle attitudini delle varie atlete, si accompagna poi nelle varie discipline. Certamente aerobica è quella che, ripeto, è l'ultima nata, è quella che sta destando più... È anche molto musicale, immagino. Molto musicale, sta dando... Ma è anche, mi pare di capire, come diceva Valentina, anche molto tecnica, per cui... È tanto È un po' come È tanto tecnica. il pattinaggio dance, per intenderci, che insomma noi abbiamo già dei campioni del mondo come Daniel Morandin nel pattinaggio, perché si sono avvicinati a questo misto tra la musica, la danza e anche magari nell'aerobica, sono esercizi e movimenti che sono... Ecco. Passiamo il microfono, Iris, intanto se puoi passarlo. Alle ragazze si presentano perché tanto sei di spalle. È meglio che le presenti, appunto. Abbiamo Vanessa. Poi finiamo con i due consiglieri così. Allora, il Presidente presenta le sue atlete, allora puoi dire il tuo nome? Mi chiamo Elena Torcellan, pratico ginnastica aerobica agonistica dall'anno 2006 e da 1 anno e mezzo faccio parte della squadra vedete che bravo, però sa già tutto, c'è una scheda. Peraltro è un atleta che è Passate stata... un po' veloce perché sennò non riusciamo a finire in tempo. Bravo, sono spontanee. lo so, lo vedo. Mi chiamo Bulla Martina, ho 11 anni e pratico aerobica da 3 anni. Bene. Bravissima. Sono Aurora Vaccher, ho cominciato a fare aerobica nel 2008 e adesso faccio aerobica da 6 anni e ti diverti. E ti diverti. Ciao a tutti, mi chiamo Annette Vaccaroni e pratico aerobica da 6 anni e ho iniziato nel 2008. Sono Beatrice Vaccher e pratico aerobica da circa 2 anni. Benissimo. Passiamo davanti. Le ultime due. E poi... Sono Francesca Zanon e questo è il mio 5º anno di aerobica. Bravissima Francesca. Lei è un'istruttrice? Lei è un'istruttrice, quella che ci ha accompagnato. Sono Vanessa Bisogno, sono il tecnico delle ragazze e le alleno da circa 2 anni neanche. Quante volte si allenano loro a settimana? Di media facciamo 5-6 allenamenti di circa 3 ore. È un'attività molto Facciamo un impegnativa. applauso allora alle ragazze, diciamo Qui dentro ci sono 2 atlete, Elena Annette Torcellan e Annette Vaccaroni hanno fatto parte della squadra nazionale e c'è anche una terza che è Anna Bullo che vive tuttora a Milano nel centro tecnico federale. E dove parteciperà ai mondiali a giugno. Qualcuno ha fatto il in Messico. reality famoso sulla ginnastica? Ce n'era una? Vero? Qualcuna tua, voi no. Non c'è ancora il reality sulla... Lo facciamo qua, dai. Lo facciamo qua, lo organizziamo. Allora, Tu diamo il sai microfono ai due organizzare. consiglieri velocemente. Sì, ce li allora, presenti anche. vorrei parlare con il referente di giuria della ritmica che è Alessia Casotto, che appunto giustamente lei gestisce tutta la giuria regionale del Veneto. Sì, noi abbiamo un corpo giudicante molto corposo, diciamo, sono più di 40 giudici, in particolare proprio nel 2014 è stato fatto un corso al quale si sono avvicinate numerosissime giovani giudici e questo a noi fa molto piacere, sia a me che alla direttrice tecnica, perché significa portare nuove forze, dato che le gare di ginnastica ritmica sono molto lunghe, sono numerose e dunque abbiamo bisogno di nuove leve. Bene, un applauso ancora di nuovo a tutti. Poi abbiamo con noi Emilio Pozzo, che appunto lui è consigliere, ma è anche consigliere di una società di Laudace di Torre di Quartesolo, che a maggio organizzerà un campionato di un certo rilievo a livello nazionale, quindi volevo se appunto dava alcune date, alcune notizie in merito. Sì, allora il campionato è il campionato di Serie B, finale nazionale, quindi serie B1 e B2 e si terrà il 2, 3 e 4 maggio. A proposito di gare lunghe, 3 giorni di gara per appunto buon lavoro, buon Le bocca gare al lupo sono sempre allora un po' perché... di queste discipline, le gare sono Allora un sempre applauso anche a loro lunghe. come organizzatori. Qualcosa, Gabriele, abbiamo finito. No, io volevo solo... Passiamo il microfono anche... Volevo solo ringraziare, diciamo, chi ci ha fatto avvicinare a queste discipline, che qui Francesco Chiavo che ci ha aiutato spesso nelle prime fasi in cui siamo partiti scout anche di, con l'artistica, ci ha accompagnato in percorso e poi chiaramente istruttori e allenatori che sono la base appunto di queste nostre Bravo attività. Francesco, bravo. Allora finiamo
Facciamo un po' questo giro perché poi volevo dire due cose anche di Yes We Bike e abbiamo Certo. poi il filmato di un convegno di Verona che chiuderà la terza parte. Sì, concludiamo con Alfa Maserà, Iris Rocca. Sì, che io ho è accompagnato la squadra Synchro Gym appunto per quanto riguarda la ginnastica per tutti, di cui prima Arianna Alberton ha fatto cenno, di cui abbiamo visto qualche immagine. Ho qui Benedetta Pasquato, Francesca Greggio, Margherita Birlanda, Pietro Carpanese, manca dalla squadra Greta Zaramella che non è riuscita a venire. Questa squadra è stata allenata da Francesca Sette, che è il nostro direttore tecnico per quanto riguarda la ginnastica ritmica, e da Stefania Volpato per quanto riguarda la ginnastica artistica. Ed è proprio un emblema, diciamo, della ginnastica per tutti, perché si vede una commistione di generi, quindi è una squadra composta da 3 atlete di ginnastica ritmica, da un atleta di ginnastica artistica femminile e un ginnasta di ginnastica artistica maschile, appunto. Quindi una pluralità di generi in quella che è poi la ginnastica per tutti, che ti correggo, non è solo un vivaio di piccoli atleti, ma è anche diciamo il bacino di utenza di tanti agonisti che magari smettono di fare un certo tipo di attività ma continuano ad avere una passione e hanno voglia ancora di fare qualche gara. Bene, mi spiace non aver fatto ginnastica, se no avrei potuto partecipare anch'io. Passiamo la al regia microfono. ci chiede per la pubblicità. Sì, Ci regia, chiede- mi dai 3 secondi? Ci dai 3 secondi, Sì, ma te regia? sente se abbiamo i microfoni tutti. Passi il microfono Sì, va là in bene, alto, ok. un saluto a Giada. Come vedi la mamma in veste di presentatrice? Bravo. Usa il Metti microfono però. È brava, di che è brava? Che è brava? È brava!